Buongiorno e come sempre ben ritrovati con ore 13, buon lunedì a tutti quanti e vi ricordo il numero telefonico per intervenire 049 4906 054. Oggi parliamo di che cosa? Del problema delle nascite, perché sono tutti preoccupati per il MES, per la situazione politica, tasse contro tasse, ma se non nascono più figli, che società è e come facciamo ad andare avanti? Chi ci paga le pensioni? E allora parliamo di questo con il dottor Gianluca Strafaci, direttore dell'unità operativa semplice di ostetricia del Policlinico di Abano Terme. Benvenuto. Buongiorno. Poi abbiamo il piacere di avere in studio con noi il professor Ivano Spano, docente di sociologia dell'Università di Padova. Buongiorno. E il piacere di avere in studio con noi Barbara Mimmo, direttivo CNA Comunicazione di Padova. Benvenuta anche a lei. Buongiorno. Anche una donna ogni tanto ci tira su di morale perché ho capito. Allora, una situazione molto complicata, nascono sempre meno bambini. Pensate che siamo ai minimi storici dal 1861. In 10 anni sono nati in Italia il 24% di bambini in meno, quindi significa che sono nati di meno 136.912 piccolini. Sono sempre di meno i bambini che vengono fatti nel nostro paese, non solo dalle coppie italiane, ma anche dalle coppie straniere. Anche gli stranieri, quando arrivano in Italia, decidono di non fare più figli. E questo è un problema sociale, un problema demografico, un problema economico non indifferente. Allora io vengo subito al nostro sociologo. È un problema serio per la nostra società e la persona che ne va sempre di mezzo è chi è la figura della donna, o è una casalinga o è una carrierista. Casalinga contro carrierista è sempre quella, cioè sembra che sono le donne che non vogliono far figli, ma è la società che non ti permette di far figli. Lei che è un sociologo, che analizza questo movimento di masse umane. Beh, la domanda è complessa, la risposta dovrebbe essere tale, però io vorrei così rompere il ghiaccio semplificando un po', ma non per questo non considerando la natura straordinaria di questo fenomeno. Beh, siamo in una condizione sociale di grande crisi, che è una crisi prolungata di lungo periodo che tocca, diciamo, tutti gli aspetti della vita sociale, economica, politica. E questo incide su quell'elemento fondamentale che precede la nascita, che è la famiglia. Io credo che proprio sia la crisi della famiglia come crisi dentro la crisi, chiamiamola economica, politica, culturale, generale, ad essere questa, diciamo così, espressione di una sempre maggiore difficoltà nel far sì che... Cioè, quindi lei dice la famiglia storica, istituzionale, quella mamma, papà, certo, che poi comunque arrivava ad avere appunto i nonni, invece i nonni sono ancora a lavoro. I nonni sono ancora a lavoro oggi, sì. Anche quello è un problema. Beh, sì, anche se da una ricerca che ho collaborato, anzi ho fatto per l'Anteas Veneto, che è un'associazione nazionale di persone già in quiescenza, quindi di anziani, è emerso che il rapporto ancora tra, diciamo così, i figli e i padri, e quindi tra i giovani e gli anziani è piuttosto importante, va intorno all'80%. No, scusate, al 40% di aiuti reciproci, quindi c'è ancora un sostegno qui in Veneto, no? Tra le persone anziane e i giovani. Quindi ci dà speranza. Sì, però questo non incide tanto nella questione, credo, dei figli e delle nascite. Quello è un problema, perché poi si diventa, dice, forse il ragazzo, si parla in Italia del ragazzo, il ragazzo ha 40 anni. Prendo la telefonata, pronto, buongiorno. Buongiorno. Volevo dire una cosa, ma che cosa vi chiedete? Avete venduto per 50 anni gli anticoncezionali, e allora cosa chiedete? E poi le scuole aperte a tutti, anche a tutti quanti, tutti vanno a scuola, è logico che c'è il calo. Prima c'erano tante guerre che uccidevano le persone, adesso no, per fortuna abbiamo 60 anni di tranquillità. E allora io direi che non c'è niente di male, fa tutto bene.
Quindi lei dice il motivo per cui non nascono più i figli è perché si usano gli anticoncezionali, la pillola, il profilattico e quindi la gente fa meno figli per questo? Va benissimo e non va bene. Allora cosa chiedete? Scusate, No, io sono libera, io ascolto tutti, mi fa piacere, anzi che voi interveniate. Vabbè. Grazie signora, grazie per questo punto di vista. 049 49 06 054. Allora, questa signora ha detto la sua, cioè secondo lei si fanno meno figli perché ci sono più metodi contraccettivi. Beh, ci sono anche tanti problemi economici, c'è il problema di trovare un lavoro, di trovare una stabilità, c'è il problema che quando ti assumono, poi magari vuoi fare un figlio, se sei una donna ti chiedono ma lei vuole fare figli, cosa che non chiederebbero ad un uomo quando è in fase di colloquio. Barbara Mimmo, lei che è imprenditrice, che ha a che fare con il mondo ovviamente del lavoro e come imprenditrice si trova davanti uomini e donne, ragazzi e ragazze, è un problema serio. È un problema, ma io direi che io penso che prima di tutto noi vogliamo essere valutati per quello che noi siamo in grado di fare, quindi per le nostre conoscenze, per le nostre competenze e non in quanto appartenenti a un genere o ad un altro. Quindi il problema del genere dovrebbe essere eliminato proprio a monte. Ma questo lo dice lei perché è illuminata? No, lo dico io perché io l'ho vissuto sia come dall'altra parte, come colei quindi che è stata, ha fatto dei colloqui di assunzione e quindi alla ricerca del lavoro, sia anche come figura che poi dall'altra parte è andata a ricercare delle figure per il proprio lavoro. Io credo fermamente che è più importante trovare una risorsa che sia disponibile, motivata e soprattutto dotata di quelle competenze che oggi sono le soft skills, cioè quelle competenze che mi permettono di risolvere una problematica, di sapersi muovere nel mondo del lavoro, di raggiungere gli obiettivi che troviamo durante il nostro percorso lavorativo. Quindi sarà una voce fuori dal coro, ma io la penso così, sia come imprenditrice che come quando cercava un posto di lavoro, quindi dice questo. Speriamo, allora voi che siete a casa cosa pensate sul perché non facciamo più figli? È colpa delle donne, è colpa della società, è colpa dell'anticoncezionale, dice una signora. Pronto? Buongiorno. Pronto? Sì, buongiorno. Buongiorno. È lei, buongiorno. Sì. Appunto, sì, volevo intervenire a questo colloquio. Io penso che il motivo principale delle donne è quello che avete detto voi. Le donne praticamente tendono a fare meno bambini perché per il motivo che i datori di lavoro gli domandano siete sposate, però il motivo principale è l'assistenza che abbiamo dal nostro Stato. Guardi, io lavoro alla Croce Rossa, non sono volontario, sono un dipendente della Croce Rossa, lavoro in un centro di accoglienza e insomma praticamente vedo tutto, hanno tutto, non gli manca niente, sono a spese zero, mangiano e tutto e vanno fuori a lavorare, oltre che a lavorare percepiscono i 70 euro al mese, anche se hanno il lavoro. I bambini, le donne, i bambini piccoli, ci sono anche famiglie, hanno scuole, asilo, tutto a gratis, tutto. Ma io devo fare una visita uno di questi giorni, a momenti mi scade di impegnativa perché non entro nei termini del fare. Ma scusi, lei sta dicendo che lavora alla Croce Rossa e quindi assiste gli immigrati, migranti, questo mi sta facendo, perché mi parla di... sto dicendo che le mamme, ci sono anche famiglie là, hanno tutta l'assistenza. Noi non abbiamo assolutamente niente, dobbiamo pagare tutto, una famiglia nostra in difficoltà deve pagare tutto, deve pagarci tutto oppure non fa niente. È quello il problema. Allora, io la ringrazio, sa perché? Perché il problema dell'assistenza è un problema serissimo in Italia, il welfare che non c'è, che te lo fanno i genitori se ce li hai e se ti sono anche vicini. Allora, qual è il problema? Il problema è comunque anche un problema anche biologico. Io vengo al dottor Strafaccia, tra l'altro approfittatene, c'è qui il nostro ginecologo e il direttore dell'ostetricia, quindi se avete anche delle domande, avete dei dubbi, dice ma magari aspetto un altro po', non faccio un figlio. Mamme ha 40 anni.
anni è un trend in strasalita. Le faccio un esempio, erano nel 1995 12.000, nel 2008 sono diventate 32.000 e da lì, apriti cielo, arriviamo alle 100.000 unità. È la buona età per fare i figli, perché poi ce lo stiamo chiedendo, vediamo le mamme a 40 anni, chi fa il figlio a 50, chi va a fare viaggi dei miracoli, esatto. E poi all'asilo ti dicono è il nonno e la nonna. Sì, è così? No, diciamo che l'età giusta per fare i figli probabilmente è un'età leggermente più bassa, quindi un'età addirittura al di sotto dei 30 anni. È chiaro che questo trend è sicuramente in aumento, come dicevamo poc'anzi, ed è, a mio parere, vista dal punto di vista del medico, sicuramente una questione sociale, come abbiamo appena detto. Ecco, per noi è stato un cambiamento, direi, drammatico, al di là della riduzione della natalità. Sicuramente noi ci troviamo di fronte a una popolazione di donne che partoriscono che è completamente diversa rispetto alla popolazione che avevamo 20 anni fa, quindi ci troviamo a seguire e ad accompagnare al parto delle donne che hanno problematiche completamente diverse rispetto alle donne che partorivano 20 anni fa, e sicuramente delle donne che hanno rischi molto più alti nel partorire rispetto Facciamo un esempio concreto, cioè l'età fertile in Italia è stimata intorno ai 28-29 anni, insomma sotto i 30 anni. Adesso una donna va a partorire a 40 anni, cosa vi complica a voi la vita? È sempre una donna, è sempre che partorisce? Sì, non è sempre così, nel senso che naturalmente sappiamo che con l'aumentare dell'età aumenta anche il rischio di malattie croniche, tipo l'ipertensione, tipo il diabete, tipo le malattie cardiovascolari, e questo è un punto. L'altro punto è che gli studi scientifici hanno dimostrato che queste mamme purtroppo sono più soggette a complicanze della gravidanza, complicanze che possono seriamente mettere a rischio la salute sia della mamma che del bambino, tant'è vero che in alcuni paesi europei, in parte anche in Italia, è stato messo un limite anche per esempio nell'età per le tecniche di procreazione medicalmente assistita, quindi si evita di sottoporre a queste tecniche le mamme che hanno un'età superiore ai 45 anni ad esempio. Quindi insomma lei dice questo. Senta, io le faccio una domanda perché ci hanno chiamato i nostri telespettatori, come ha sentito. Allora, la prima dice il risultato di questa denatalità è colpa del contraccettivo. Lei che è un medico e quindi magari anche li prescrive e poi vede le donne che partoriscono, cioè questi figli sono figli cercati, sono voluti, sono figli che sono nati perché la madre ha usato il contraccettivo, ha deciso quando farli, cioè che idea ha? Allora, diciamo che la denatalità non è colpa dell'uso dei contraccettivi. Devo dire che la maggior parte delle gravidanze sono non programmate, questo è chiaro, però è anche chiaro che chi ha un figlio non programmato la maggior parte delle volte non esclude una possibile gravidanza, quindi ben venga la contraccezione per un controllo delle nascite, ma non è sicuramente questo il problema è sicuramente da attribuire ad altre cause soprattutto sociali, come dicevamo. Allora, noi dobbiamo andare in pubblicità, allora il governo e tutti i governi che si sono susseguiti dovrebbero occuparsi di questo, la natalità, non la decrescita felice, ma il fatto che in Italia non si fanno più figli, ma non è un fenomeno solo italiano, è un fenomeno veramente europeo, a parte qualche paese del nord Europa, dove la maternità per una donna dura 3 anni ed è a stipendio pieno. Noi torniamo dopo la pubblicità, chiamateci. Eccoci qui, siamo tornati in diretta 049 4906 054. Voi che siete a casa, cosa pensate? Non si fanno più i figli perché? È colpa delle donne, è colpa della società, nessuno si prende cura di questo fenomeno, che è un fenomeno che ci riguarda davvero da vicino. Pronto, buongiorno. Deve abbassare il televisore, se no non ci sentiamo. Pronto? Eccoci. Sì, pronto? Eccoci, pronto? Ecco, allora, oddio, il problema è molto complicato.
non è semplice. Non è semplice dal punto di vista economico, dal punto di vista sociale, dal punto di vista emozionale, e oserei dire anche che bisogna ricordarsi, secondo me, poi questa è la mia esperienza, io ho avuto un figlio a 40 anni, dopo 14 anni che non arrivava mai. Quando è arrivato non vi dico cosa è successo, il meglio che poteva essere nella mia vita, però io osservo anche questi giovani, vogliono tutto semplice, non tutti, non tutti, però quando uno fa un figlio deve esserci la consapevolezza di padre e madre a volere un figlio che non è un giocattolo ma una persona. E ovviamente bisogna anche insegnare, secondo me, ai propri figli, far capire che un figlio porta anche dei sacrifici. Allora, quando io vedo le mamme che vanno in giro con la carrozzetta, insomma, che continuano a parlare al telefonino, o sono delle imprenditrici o delle, non so, persone che devono essere intrecciate, e se no parlate con i bambini. I bambini hanno bisogno dei genitori, se un genitore non è pronto non li faccia, ma c'è la scusa, perché adesso secondo me c'è anche la scusa che non ci sono problemi economici, questo è anche vero, ma i nostri nonni problemi economici facevano i bambini, certo. Un po' così per caso, ovviamente. Allora io dico ai giovani, quando vi mettete insieme uomo e donna e volete un bambino, sappiate che voi avete creato una persona, non a propria immagine e somiglianza, perché ha tutte le caratteristiche che possono essere anche diverse, quindi bisogna aiutarlo, bisogna crescerlo, essere accoglienti. Accoglienti vuol dire anche quando hai un bambino che ha problemi, non tutti i bambini sono perfetti, scusatemi la mia ma signora, lei è sincera, ci fa piacere che abbia detto questo, ci dà anche uno spunto sulla consapevolezza della genitorialità che spesso magari potrebbe essere latitante indipendentemente dall'età. Intanto la ringrazio molto per averci chiamato e aver detto il suo punto di vista. 049 49 06 054. Mi è piaciuta la telefonata di questa signora perché ha parlato del punto di vista emozionale, dell'accoglienza e del fatto anche che alle volte si fanno i figli, però si vogliono mantenere questi stili di vita che abbiamo, stare al telefono, non occuparsene, TV babysitter. Allora, professore, sempre lei le croste, cioè cose pesanti. Senta, anche qui, allora, è chiaro che una trasmissione poi come quella che fa lei, che è in grado di anche creare velocità nel gestire nelle risposte, meriterebbe ovviamente un'attenzione più importante dal punto di vista temporale. Lo diciamo all'editore, facciamo un appello all'editore. Vorrei fare un discorso un po' forse diverso, ed è questo. Io sono non felice, ma dico meno male che nascono meno figli. Perché sì, c'è una situazione che questa società non tiene conto, e qui è gravissima questa cosa. Noi stiamo facendo fuori questi figli che nascono. Questo è il problema. Vi do solo 2 dati. Non li ho sentiti da nessuno queste cose ed è veramente incivile quello che sto per dire. Bene, si diceva che 20 anni fa nasceva un bambino autistico ogni 2000 nati. Io ho studiato, ho insegnato psicologia, eccetera, ogni 5.000 nati era, ma non importa, diciamo un bambino autistico ogni 2.000 nati. Oggi nasce un bambino autistico ogni 90 nati. Vi rendete conto di che cosa è questo dato? Un bambino autistico ogni 90 nati. Secondo, sapete quanti bambini sono in cura, diciamolo come psichiatrica, cioè prendono psicofarmaci. Io sono del parere che dagli psicofarmaci non si torna indietro, quindi è una vita segnata sin dall'inizio, e questi sono detti in criminologia numeri oscuri, perché non te la raccontano esattamente come sono, ma tendono a diminuirle. Sono 1.700.000 bambini in cura psichiatrica. Ha un'età, un range cos'è, dai 4 a quando si parla di infanzia, l'infanzia è quella che va da un secondo a 18 anni. In questo range, bene, ho detto 1.700.000, e la sindrome più diffusa è, come dire,
aspetti, non mi viene in mente, ma è la più... No, depressione. Ma allora ci rendiamo conto di che umanità noi stiamo crescendo e stiamo in qualche modo ammazzando, tra virgolette? Queste sono cose abominevoli. Allora questo segna la famiglia, la quale subisce la crisi generale e ne paga lo scotto, che non è responsabile di questa crisi, ma questa crisi si ristorce prevalentemente sulla famiglia. In più questa famiglia ha cambiato un po', come dire, il suo fondamento. Non è più quella famiglia dove si diceva retta dall'amore tra i coniugi, ma tutti i sociologi, gli psicologi, gli psicanalisti parlano di una famiglia che si regge sul desiderio dell'altro. Il desiderio dell'altro non è l'amore infinito, perenne, che può anche venir meno, eccetera, no? Ma è un'attenzione verso l'altro che può durare 1 anno, 2, 3, 4 e poi spegnersi. Cioè ci ha ammazzato la trasmissione adesso. Cioè, io faccio fatica adesso ad andare avanti, devo prendere anche una telefonata. È interessante quello che dice, perché un bambino su 3 che nasce non ha genitori anche sposati. Anche questo ha cambiato molto. Comunque avete capito, quasi 2 milioni di bambini sono sotto cura di psicofarmaci per questioni di depressione, e ci ha fatto anche questi casi di bambini autistici che nascono molto di più rispetto ad una volta. Prendo la telefonata. Pronto, buongiorno. Buongiorno, Nadia da Treviso. Buongiorno Nadia. Buongiorno anche ai suoi ospiti. Sono d'accordissimo da quello che ha detto il dottore adesso, che non c'è più la famiglia di una volta, ci sono altri modi di vivere, sono più liberi, non vogliono prendersi a carico la famiglia. Io mi sono sposata a 21 anni, 49 che sono sposata, ho avuto 2 figli, il primo a 23, il secondo a 27, e praticamente avevamo un'altra mentalità, diciamo. Adesso i giovani non vogliono sacrificarsi. Grazie, arrivederci. Grazie, grazie signora. Grazie signora Nadia. Allora 049 49 06 054, noi andiamo in pubblicità e poi ritorniamo, siamo qui ad aspettare le vostre telefonate. A dopo. Eccoci qui, siamo tornati con la diretta. Come sempre durante la pubblicità abbiamo continuato il nostro dibattito, perché questo è un argomento serio. Mi dicono dalla regia che ci sia una telefonata e noi la prendiamo. Pronto, buongiorno. Pronto? Cambiato idea? Signore, signora, pronto? C'è, non c'è? Signore, signora, pronto? Vabbè, allora facciamo così, la riprendiamo dopo. 049 49 06 054. Avete sentito varie opinioni anche nelle telefonate. Allora la colpa è della società, la colpa sono i nostri giovani che non hanno voglia di fare niente, quindi non hanno neanche voglia di fare i figli. Avete sentito anche i dati che ci ha dato il professore: facciamo dei figli, poi stiamo al telefono e abbiamo dei bambini depressi. I dati sono stati molto molto importanti. Senta, dottor Straface, lei fa nascere tanti bambini, giusto? Tutti i giorni fa nascere tanti bambini, e queste mamme che ansia hanno, che preoccupazione hanno, perché magari sono imprenditrici, hanno contratti traballanti, hanno paura di perdere il posto di lavoro, magari sono confidenze che le fanno durante il periodo di gestazione, ma anche dopo. Ci pensi e me lo dice dopo la telefonata, Pare che è una domanda seria questa delle povere donne. Pronto, buongiorno. Buongiorno, sono Giusy. Buongiorno Giusy. Allora, ma perché questi dati di bambini che assumono psicofarmaci? Perché prima di tutto vedono che in casa litigano. Tutti litigavamo una volta, ma non siamo mai arrivati che i figli prendano questi farmaci. Allora, intanto prima di tutto vedono che in casa appunto litigano, le separazioni, 8 giorni col papà, 8 giorni con la mamma, dopo vedendo che subentra il compagno della mamma, che non è il suo papà,
E poi quando sento dire di queste famiglie allargate che vanno d'amore e d'accordo, non è per i coniugi. Guarda dove arriva la falsità, perché davanti si fanno a vedere tutti d'amore e d'accordo con le sue ex, e dopo dietro li malediscono perché se si sono separati vuol dire che non andavano d'accordo. Dopo separati allora tutti d'accordo, d'amore e d'accordo, vanno in ferie insieme e dicono sempre che vanno d'accordo, e poi chi ci rimette sono i figli. Cara signora Giusy. Perché coi psicofarmaci che rimangono scioccati è quello il discorso. Ai tempi miei ma si giocava tutti contenti senza essere imbottiti di questi psicofarmaci, ragazzi. Non si può andare avanti così, la colpa è dei genitori che fanno tutte queste separazioni. E allora prima il bambino fino ai 3 anni gioca col papà, arriva a casa qua e là, dopo subentra un altro uomo, ma dovrebbero ragionare bene o no? Stiamo scherzando? Signora Giusy, un'altra persona che entra in casa. Io la devo ringraziare. Al massimo. Grazie. Devono cambiare devo chiudere. Signora Giusy, porti pazienza, non me ne voglia. 049 49 06 054, anche qui colpa dei genitori, colpa della famiglia, della falsità che ha creato e generato questa società. Dottor Straface, c'è anche un problema serio, che è il problema del lavoro. Una donna su 2, cioè ogni 3 donne una donna abbandona il posto di lavoro quando nasce un bambino, perché o non hanno dove portarlo, dove metterlo, gli costa di più chiamare una babysitter o il nido, e quindi la carriera della donna, subisce forti interruzioni. È così, è un problema che le confidano anche le sue pazienti? Assolutamente sì, è uno dei problemi principali, cioè appena una donna resta in gravidanza, uno dei primi problemi che si trova ad affrontare è proprio quello del lavoro. Diciamo che il primo problema è naturalmente relativo alla conciliazione del lavoro con la gravidanza, e qui insomma si potrebbe aprire un dibattito abbastanza lungo, perché a parte i lavori naturalmente che possono risultare pericolosi per la gravidanza, però c'è da dire molte donne purtroppo si ritrovano ad affrontare questa gravidanza in un posto di lavoro che non è proprio diciamo, salubre, e comunque si ritrovano anche ad affrontare una certa, chiamiamola così, ostilità da parte dei colleghi o anche del datore di lavoro. E soprattutto, oltre al discorso della gravidanza, c'è il dopo gravidanza, che probabilmente credo che sia il periodo più critico nella vita di una donna o nella vita di una famiglia, perché spesso queste donne si ritrovano a non riuscire a gestire questi bambini, anche perché diciamo che la legge in genere prevede 5 mesi di maternità obbligatoria, che normalmente possono essere gestiti o prima della gravidanza o dopo la gravidanza, ma questi 5 mesi non sono sufficienti spesso a gestire un bambino, e la mamma che deve tornare a lavorare si trova in una condizione critica, perché probabilmente non esiste più quella rete familiare che c'era un tempo, che consentiva di gestire questi bambini appena nati, e quindi l'alternativa è lasciare il posto di lavoro o portare questi bambini al nido o affidarli a una babysitter, ma con un costo che spesso equivale o supera quello dello stipendio, quindi è una situazione Senta, ma allora le sue importante. pazienti, adesso prendo anche la telefonata, lasciano il posto di lavoro? Molte sì, purtroppo. Molte cioè ogni 10 pazienti 8 lasciano il posto di lavoro, 7? Ecco, 6-7 sì. Ma vi rendete conto che dati? Cioè questo siamo in un piccolo territorio, un piccolo ambito. Le donne, senza contare tutta la pressione psicologica che possono subire, perché è così. Se sei nel pubblico non è un problema, ma nel privato la donna incinta è una bella rogna. Pronto, buongiorno. Deve abbassare il televisore. Se ci chiamate abbassate il televisore. Pronto? Pronto? Eccoci, buongiorno signora, ci dica tutto. Buongiorno. Deve abbassare il televisore. Sì? Grazie. Sì. Eccoci qua, ci dica, eccoci qui signora, buongiorno.
Sì, buongiorno. Io volevo dire che le ultime due signore hanno centrato il discorso e anche adesso il professore che ha parlato ha proprio centrato il discorso. Allora, bisognerà fare qualcosa per tutelare queste famiglie, queste donne che vogliono avere i bambini, perché come ha detto si trovano da sole. Allora, cosa bisogna fare? Bisogna fare qualcosa secondo me, perché anche mia figlia che si è sposata, il giorno prima di sposarsi, la padrona l'ha lasciata a casa perché ha paura che rimanga incinta. Beh. Ma che discorsi sono? Non è giusto. Mamma mia. Mi dispiace. Cioè, bisogna fare qualcosa. Io non vedo l'ora di diventare nonna, che ho due figli, non vedo l'ora di diventare nonna, li aiuto, niente da dire. Però c'è anche le istituzioni, lo Stato non dà una mano, per forza che questi ragazzi qua poveretti, cosa fai? Niente. Guardano il cellulare e basta. Signore, lei ci dice anche una cosa un po' triste, cioè che il datore di lavoro, quando sua figlia si è sposata, l'ha lasciata a casa perché ha detto adesso questa si sposa, mi fa un figlio e ciao, così è andata. Ma è giusto così, no? No, non è giusto, no signore. Intanto le faccio gli auguri di poter diventare nonna presto e che sua figlia trovi dei datori di lavoro un po' illuminati, perché altrimenti, se no, come dico io, non si va avanti. Allora, 049 49 06054, torniamo dopo la pubblicità e sentiamo Barbara Mimmo, che lei non fa una differenza di genere, ma la differenza, ahimè, non solo nel nostro territorio, in Italia c'è di missioni in bianco, mobbing, e non solo. Torniamo dopo la pubblicità anche col professore, che lo vedo bello carico. A dopo. Eccoci qui, siamo tornati in diretta, 049 49 06054, io so che c'è una telefonata. Pronto, buongiorno. Buongiorno, sono Franco da Udine. Buongiorno Franco da Udine. Ai tempi miei si prendeva 30.000 lire di paga e un figlio, gli assegni familiari erano 9.000 lire, quindi un terzo della paga. Un mio amico aveva 13 figli, prendeva più di assegni che di paga, prendeva 130.000 lire al mese, i tempi erano 330.000, erano soldi. Adesso invece no, i maschi andavano a lavorare tutti, le donne erano a casa a curare i figli, curare la casa, eccetera, eccetera. Ora invece i ragazzi vanno in giro, si drogano e vanno in giro anche a picchiare i vecchi che gli hanno dato la vita a questi ragazzini, no? Cosa vogliamo di più? Vogliamo continuare così? Avanti, che a me mi manca poco per andare al creatore. No. E lascio qui che lo schifo di roba che abbiamo adesso con i sindacati che non hanno tutelato. Signor Franco, ma non si butti giù così. Ma così. Grazie. E mandi. Vabbè, signor Franco da Udine, ecco, però effettivamente una riflessione importante. Allora, il problema qual è, Mimmo? Anche il problema, come stavamo dicendo prima della pubblicità, della condizione lavorativa della donna. Allora, com'è che nel nostro paese, a parte che le donne hanno stipendi totalmente diversi in ambito ovviamente privato, perché c'è proprio una disparità di genere, ed è inutile nascondersi dietro a un dito, c'è proprio una disparità, perché se il papà potesse prendersi 7 mesi di congedo parentale sarebbe già un'altra cosa. C'è proprio una disparità di genere, non c'è una storia. Noi siamo, come tra i 20 paesi dell'Europa occidentale, siamo al 17° posto per capacità di contrastare questa disparità di genere, quindi in Italia siamo proprio tra gli ultimi in questo. Cosa possiamo fare? Prima di tutto, secondo me, il problema è culturale, cioè già il datore di lavoro, chi offre lavoro, dovrebbe capire che si possono anche usare metodologie come lo smart working. Che cos'è? È concepire il lavoro in maniera diversa, ci sono degli obiettivi da raggiungere, si riorganizza il lavoro in modo tale che possa essere fatto anche in luoghi diversi dal luogo, dall'azienda o dall'ufficio dove ha sede l'azienda. Quindi un telelavoro, per intenderci? Sì, che non è un telelavoro, perché il telelavoro è un collegamento dall'esterno, io continuo a fare quello che facevo prima e lo faccio sempre magari da casa o comunque non in azienda. Invece lo smart working prevede proprio una riorganizzazione del lavoro, quindi pensare il lavoro in maniera diversa, e questo è un salto mentale e culturale che deve essere ormai fatto.
Dall'altra ci vogliono sicuramente più aiuti da parte dello Stato, quindi rinforzare il welfare. Ad oggi solo il 12% delle piccole e medie imprese utilizza queste misure, quindi bisogna farle conoscere e lo Stato deve incentivarle ulteriormente, quindi mettere a disposizione più fondi. E poi ben vengano bandi tipo Conciliamo, che è un bando che è proprio uscito in questi giorni da parte del Dipartimento della Politica e per la Famiglia, bando che mette a disposizione ci sono importi considerevoli, per una micro e media impresa va dai 15 ai 50.000 euro per adottare e sviluppare misure che favoriscano proprio la conciliazione lavoro-famiglia. Però queste misure bisogna farle anche conoscere. Ecco che ad esempio anche l'associazione di categoria a cui io appartengo, la CNA, può essere anche il luogo per potersi informare e anche per fare rete, per mettere a denominatore comune quelli che sono i nostri problemi, le nostre risorse e insieme affrontare e risolvere queste problematiche. E magari questo nido aziendale che viene tanto proposto. Esattamente. Poi bisogna vedere poi il governo come gira le carte. Il problema è che è molto concentrato su tante cose, ma non su questo, che è un problema veramente sociale di numeri. Non stiamo parlando di numeri qualsiasi. Mancano gli italiani, che non importa il colore, la religione, mancheranno gli italiani. Passeremo da 60 milioni a 52 milioni entro il 2050. Sono questi i dati. È una popolazione in contrazione, perché perfino gli stranieri non faranno più figli. Non sono gli stranieri che vediamo adesso con 3-4 figli, saranno gli stranieri senza un bambino. Cosa che lei dice: sono grato perché sono tutti figli ingrati, perché i figli adesso si comportano male con i genitori, li abbandonano, li picchiano, li ammazzano. Quindi è d'accordo col signor Franco che ci ha chiamato da Udine. Cioè, oltre a essere figli depressi, sono pure disgraziati, ci menano. Sì, ci sono questi fenomeni, per esempio l'isolamento dei giovani dalla realtà sociale in Giappone, l'ikikomori, cioè giovani che si chiudono in casa, non escono nemmeno dalla propria stanza e vivono non in un mondo, ma come gli viene rappresentato dal computer, quindi da internet, eccetera. E così come dall'altra parte c'è una incapacità relazionale tra genitori e figli che si ripercuote su, direi proprio così, una difficoltà del figlio di farsi riconoscere dall'adulto genitore, e quindi c'è un atteggiamento sempre più aggressivo. Tant'è che qui a Padova stiamo pensando di fare una, chiamiamola, associazione che si occupa di questo per prevenire un fenomeno che sta emergendo sempre in maniera sempre più significativa. Quindi lei dice è una società che produce figli e quelli che produciamo sono molto anche aggressivi. Un po' come la sindrome dell'automobilista che ti taglia la strada, scatti. Ecco, facciamo un esempio. Anche l'autismo ha questo sapore, perché la manifestazione prevalente dell'autismo è l'evitamento della relazione, cioè il genitore, la madre, il padre chiama Tony, Tony prende e gira la testa dall'altra parte. Adesso non si gira solo la testa dall'altra parte, ma si mena il genitore anche, perché non si accetta, no, questa dinamica relazionale, cioè non c'ha più senso, perché per cosa vuol dire non accettarla? E non ha più senso questa dimensione. Quindi secondo lei la natura, mettiamola così, io lo sto chiedendo, la natura ci fa produrre dei figli che sono il frutto proprio di ciò che siamo noi, cioè che non ci accettiamo, siamo una società scollata, cioè la natura ci punisce in questo modo, mettiamola così. Direi che la sua riflessione è quella adeguata per cominciare a inquadrare questo fenomeno. Non è una situazione molto allegra, allora. No. Senta, 049 4906 054, avete chiamato in tanti oggi e avete tutti quanti espresso le vostre opinioni. Comunque quello che emerge è proprio una società che non aiuta, che non ci dà delle opportunità. C'è anche poi il problema, ad esempio, che non solo c'è il calo della fertilità maschile e femminile, che produce anche, a proposito di natura, meno figli. Cioè le coppie fanno fatica a fare i figli, gli uomini producono meno spermatozoi, le donne hanno ovuli sempre più vecchi e nonostante tutte le tecniche vediamo svagonate anche di bambini, di gemelli. È un fenomeno, tra l'altro, anche questo da non sottovalutare. Passeggini doppi, tripli, anche questo è un fenomeno della società
di adesso. Nella sua esperienza nascono tanti bambini avuti normalmente, però anche tanti bambini avuti con la fecondazione assistita. Non siamo neanche più capaci di farli figli, non li gestiamo, ma ne sappiamo farli, proprio produrli fisicamente. Esatto, diciamo che questo è un fenomeno che è la diretta conseguenza appunto di questo spostamento dell'età media del primo figlio in avanti, quindi l'età media in Italia è oltre i 31 anni, 31,5 più o meno, per cui è chiaro che la fertilità di una donna comincia a declinare già dopo i 20 anni, è chiaro che se l'età media aumenta naturalmente il tasso della sterilità e a questo si associa sicuramente anche una sterilità di tipo maschile che in passato era probabilmente inferiore ma anche forse sottovalutata per motivi culturali, però sicuramente l'aumento dell'inquinamento sia nell'inquinamento ambientale che nel cibo, l'aumento dello stress sicuramente incide in maniera negativa sulla fertilità dell'uomo e quindi la conseguenza è che si ricorre sempre di più a tecniche di procreazione medicalmente assistita con tutte le conseguenze, quindi gravidanze plurime come dicevamo prima, quindi aumento delle gravidanze gemellari, ma anche aumento della natalità in donne che vanno oltre anche i 40 anni, quindi con tutte le conseguenze. Ma secondo lei è un'età giusta? Cioè, qual è l'età in cui una donna dice non devo più cercare figli? Cioè, diciamo che non ha mai avuto figli, è stata imprenditrice rampante in carriera, poi si rende conto che forse vuole un figlio. Cioè, cos'è, i 45? Beh, questo non posso dirlo io. Però un'età, cioè, perché abbiamo visto di tutto, 50, 52, 55, 54, le dive della televisione sembra che facciano storia. Ripeto, è una mia opinione personale. La sua opinione personale, no vabbè, però fisicamente. Io sono d'accordo sul fatto di rispettare quella che è la natura, cioè di aspettare la naturale scadenza della fertilità che è quella della menopausa. Sì, 45, anche perché dopo i 45 anni la fertilità si riduce in maniera tale che è veramente difficile avere dei figli, però io aspetterei la scadenza naturale, ecco, non andrei forse oltre 50 anni, ma ripeto, è una mia opinione personale. No, ma certo, noi cercavamo da medico, cioè se lei... Io rispetto tutte le ognuno può fare, ovviamente siamo diciamo in democrazia. che una gravidanza oltre i 45-50 anni è associata sicuramente a un rischio molto più alto di complicanze. Quindi questo l'ho detto prima, lo ripeto. È vero, c'è anche poi il problema, senta dottore, è inutile che ci nascondiamo dietro un dito, perché poi è vero, nascono anche meno bambini, ma vogliamo il bambino perfetto. C'è quest'ansia e tutti vogliono il bambino perfetto. Lei ride perché è così. No, vogliamo il bambino perfetto, poi abbiamo tutta quest'ansia che abbia malattie, sindromi, è anche quello. Questa è una cosa che è sempre esistita, adesso è sicuramente un qualcosa che è amplificato anche perché si fa un solo figlio in genere, quindi stanno sparendo i secondi, i terzi figli, quindi la mamma che fa un solo figlio lo fa a 45 anni, ha ancora di più questo desiderio di avere un figlio perfetto, quindi ci troviamo purtroppo a gestire anche questa situazione. Questo fenomeno. Dovremmo chiedere all'editore di darci 3 ore, ho già capito. Mi faccio dire solo uno slogan, che non è uno slogan, a mio avviso è una verità seria, dopo l'intervento suo. Cioè a dire la cultura non può prevaricare la natura, questo dovremmo prenderlo per tutte le problematiche del soggetto umano, in questo caso anche delle nascite, eccetera. Dopodiché ci può essere un'eccezione, ma la regola dovrebbe essere questa, il rispetto della natura umana, che oggi in qualche modo non viene attesa. Ci sono cose terrificanti, cito solo questa, la Bayer che compra la Monsanto, un'azienda farmaceutica che compra un'azienda in salute come la Monsanto che produce alimentazione. Che cosa vuol dire questo? Allora noi dobbiamo chiudere, certo che dice ogni frutto ha la sua stagione, è che siamo molto confusi noi occidentali perché abbiamo fragole, kiwi, mango in qualunque momento dell'anno, in qualunque stagione, siamo onnipotenti, possiamo fare quello che vogliamo, ma non è così. Io devo chiudere, però, senta dottor Straface, un consiglio, perché a casa ci saranno le mamme, le nonne, le zie e non solo parenti, tutti. Un bambino come si fa con calma? C'è un consiglio? Cioè, chi ci sta provando adesso non ci riesce? Ecco, sicuramente bisogna essere calmi, tranquilli, al di là del momento economico, del lavoro, bisogna avere anche un po' di coraggio. Anche se le condizioni
sociali o il lavoro non sono perfette, però un po' di coraggio in questo periodo serve. Sicuramente bisogna essere sereni, anche perché quando non lo siamo il nostro corpo ci mette dei vincoli, per cui spesso la gravidanza non viene. E poi un bambino porta bene, perché dopo un bambino porta sempre, capitano anche tante cose belle. Allora, io ringrazio tutti coloro che sono intervenuti, ringrazio davvero molto il dottor Gianluca Strafacci, direttore dell'unità operativa semplice di ostetricia del Policlinico di Abano Terme di Padova, per essere stato con noi. Ringrazio il nostro saggio, professor Ivano Spano, docente di sociologia dell'Università di Padova, e ricordo anche il suo fascicolo La condizione dell'anziano, ma di questo ci torniamo, perché è molto interessante, non so se l'ho messo a favore di telecamera. Poi ringrazio davvero molto l'illuminata, perché bisogna dirlo, imprenditrice Barbara Mimo, direttivo CNA Comunicazione Padova, che è stata con noi. Ringrazio anche Silvia Veronese, CNA, che non la vedete ma io lo vedo, c'è. Ringrazio tutti coloro che sono stati con noi, torniamo domani, arrivederci.